curiosa e riesce sempre a risolvere i casi della più varia natura. Che brava. Riesce a individuare mediante indagini, prove e astute domande l'identità del colpevole. Ma ce la farà anche questa volta. Posso dirti prima che chiudi? Qua non c'è mai riuscita a imbroccare il colpevole, devo essere sincero, vai. Lo chiediamo direttamente alla signora in giallo. Pronto? Che è al telefono con noi. Pronto? Assassini! Ancora? Ma che? Assassini! Ma non ci sono assassini, qua non c'è. Lei continua a chiamare assassini qua in radio, siamo io e Filippo, a meno che lo facciamo tra di noi, ci diamo una coltellata, qui non ci sono assassini. Buonasera signora Fletcher, buonasera. come sta? Buonasera cari, che bello risentirvi adesso poi che siamo in pieno carnevale. Carnevale, sì, è vero, siamo in carnevale, sì. Oggi è il venerdì gnoccolar qui. Si fa festa e sarà contenta, si fa un po' festa, no? Ma purtroppo pensate che i nostri politici, proprio adesso che è carnevale, hanno deciso di farci togliere la mascherina, ma proprio adesso. E lei signora cosa fa? Cosa si toglie? Cosa si toglie? Io no. Dai Filippo, io la indosso. La indossa lei? Sì, io faccio come le signorine. Per protesta lei? Per protesta lei indossa? Cosa fa? Sì, faccio come le signorine dei locali notturni che hanno sempre indossato la mascherina anche prima della pandemia. Sapevo io. Ci deve essere un dettaglio che mi è sfuggito. Ma lei il dettaglio che gli è sfuggito, qua andiamo sempre sul con lei sul piccante, questi locali. Andiamo sempre sul piccante questa signora in giallo. Certo, io ci vado con le mie indagini e ogni tanto vado per bermi un drink. Insomma, sappiamo che la signora in giallo ogni tanto si fa il drink. Ancora, e lei? È come la regina d'Inghilterra più o meno, insomma, abbiamo capito che ama bersi un drink, ma sai che i medici hanno vietato anche alla regina il martini del pomeriggio, c'ha 90 anni. You're right, è vero, ma poi le hanno aggiunto 2 martini alla sera. E così va a letto contenta e ubriaca. Ma ragazzi, ma voi sapete che in Inghilterra hanno istituito un premio per le nonnine che come la regina hanno superato i 90 anni? C'è un premio per l'iniziativa però. Per chi supera i 90 anni. E quale sarebbe il premio? È un pacco di pannoloni regina. Che cagata, cioè, proprio, questa la faccio anch'io, che cagata, ma un pacco di ma non erano i rotoloni regina, scusi, no, pannoloni. Ma ragazzi, Enrico e Filippo, scusate perché non sono nella mia casa di Cabot Cove. Ma ti pareva, lei è sempre, non è mai a casa, è sempre a scrocco. Dove si trova? Dai, ci dica. Io right now, adesso sono a Roma, ai Parioli, qua ospite, special guest di Maurizio Costanzo. Conosce anche lui. Ma lei conosce sempre persone. Scusi, lei ogni volta va a casa di qualcuno, persone importanti. Speriamo, perché il finale un po' ci preoccupa, speriamo che questa volta vada tutto bene. Sì. Ma sicuramente questa volta andrà tutto bene. Hai capito? Cosa è successo? Cosa succede? Ha trovato un altro cadavere? Sì, un cadavere proprio qui sul viale dei Parioli. Bianco? È bianco? Bianco. Razza caucasica? Razza caucasica. Sembra morto? Sembra morto, ma cosa signora, cosa succede ancora? Cosa può succedere? Ci deve essere un dettaglio che mi è sfuggito. Che dettaglio? Il cadavere apre la bocca, sta mugugnando qualcosa. Sentiamo cosa dice. Io mi ricordo che un tempo io ero a televisione, capito? La gente mi incontrava per strada, mi stringeva la mano, era convinta di cambiare canale, capito? E pensa che una volta Silvio Berlusconi venne da me,
che aveva ancora i calzoni corti, mi disse: a Mauri, io voglio fare televisione. Che devo fare? Figlio, ci vuole pazienza e costanza, anzi no, ci vuole di più, ci vuole Maurizio Costanzo. Eccola. Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Signora, ma ha nelle borse qualcosa che non ci quadra. Senti che sballata. Ma signora, cosa no. Ma si può finire così ogni volta? Ma cosa è successo, signora? È lei che procura i delitti, altro che. Scusa, ma sbagliate. Probabilmente mi sono confusa con Maria, il marito di Costanzo. Senti che ma scusi, signora Fletcher, non poteva farlo sul padre della televisione. Esatto, sul padre della televisione, ma noi la salutiamo, mi fa morire, ho le lacrime negli occhi. Guarda. Buonasera signora, speriamo che non vada a fare danni in giro. Alla prossima puntata. Arrivederci. Ma io, Filippo, che ti devo dire? Manda la musica.